Le cose in ordine. Tutte le cose. Adesso invece mi sa, cara Stefania, che questa settimana abbiamo addirittura un collegamento con l'America. Addirittura. Ci hanno detto che c'è un cantante Non americano. me l'avete detto questo cantante mi sa che si chiama Frank Barrow, una cosa simile. Frank Barrow, qualcosa di simile. Vediamo un pochettino, è pronto il collegamento con l'America, con il nostro Frank Barrow? Pronto Frank? Frank, eccolo qua, lo vediamo in questo momento. Frank, mi senti? Frank, non riusciamo a sentirti bene noi, non abbiamo l'audio in studio. È in America. Ci senti tu Frank, vero? Poco! Ah, eccolo qua, ciao Frank, come stai? Allora da Miami! Come da Miami? Tu sei a Miami. Ok, Miami! Ma si scrive Miami, ma si legge Miami, caro Frank. Qui da te, qui da me Miami! D'accordo, vedo che sei anche con 2 guardie del corpo, Ok. Fammi sentire una cosa, come ti trovi lì a Miami? Che cosa stai facendo? Perché ho avuto qui Sì? 1 telegrammi! Quanti cosa? 1 telegrammi! Un telegramma? Ah, un telegramma, non Ok, 1 telegrammi. ok. Sì, dimmi Frank, che cosa c'era scritto in questo telegramma? Cosa ti hanno detto? C'era scritto che voi fate lì a Bari Sì? un concerto Sì. di un grande artista napoletano della canzone Partenope. La canzone... Sì, lui Scusami. chiamare, se non sbaglio, chiamare Enzo Belladonna. Ma cosa Enzo Belladonna? Si chiama Enzo Belladonna. Caradonna. Caradonna si chiama. Come? Caradonna, Enzo Caradonna. One Sì. moment. Purtroppo c'è il ritorno per quelle Ok, Belladonna. No, ancora con sto Belladonna, Caradonna si chiama. Belladonna, sempre donna è. Sempre donna è, d'accordo, va bene. Cos'altro ci devi raccontare, Frank? Io sarò qui, girare tutto il mondo, mio padre. Sì, cosa fa il rappresentante, tuo No, padre? mio padre latitante. Come latitante? Ma per cortesia, non è il caso di dire queste cose. Sì. Senti un pochettino, Frank, racconta, cos'altro mi devi dire? E io volevo sapere una cosa. Dimmi tutto. Perché io avere tanti amici. Sì? Perché lì vuoi avere un cantante? Sì? Un cantante napoletano, ok? Sì? Ok. Chiamate Franco Pugliese. Ma che Franco Pugliese? Si chiama Franco Barese il cantante napoletano. Perché tu fare sempre 2 volte scala? Perché? Non ho capito. Perché tu scemo, lui scemo. È lui scemo, hai capito? Non io. Sì, è lui. Va bene? Io posso partecipare a questa trasmissione Sì. chiamata Bell'Italia. Che Bell'Italia, Napoli-Italia si chiama la trasmissione, non Bell'Italia. Napoli-Italia. E dov'è? In Italia? In Italia, per forza, in Italia. Ma io dove devo andare? A Napoli o in Italia? Devi venire in Italia e devi venire qui a Bari per la trasmissione. Ok, D'accordo? ok. Allora, Posso venire lì a partecipare? sì, ma devi venire adesso? Sì, con la mia elicottero. Come elicottero? È elicottero si chiama. Elicottero, perché io ho fatto male. Elicottero. Vabbè, succedono tutti a te. D'accordo, allora ti aspettiamo. Se puoi arrivare qui nei nostri studi, caro Adesso Frank. in pochi minuti si accorge. Sì, in pochi minuti, Stefania, arriverà da Miami in pochi minuti. Sì, vabbè, d'accordo. Allora, noi aspettiamo il nostro Frank, dovrebbe arrivare a Però momenti. sono armate le guardie del corpo. Sì, sono 2 guardie del corpo, ma io non lo so, però mi sembra strano questo Frank. Allora la faccia, Sì, il guarda, capello sì, ribelle come una il persona capello che ribelle, conosco. un paio di occhiali da sole. Ma cosa stanno facendo adesso? Ma sono in America, sono ancora in collegamento con noi, forse non si sono resi conto di quello che Si stanno sta facendo. preparando per prendere... Ma come si sta spogliando adesso? Ma io non lo so, ma cosa scappano? Le 2 guardie del corpo. Assomiglia a qualcuno Assomiglia quello. a qualcuno. Questo adesso dall'America arriva qua. Ma sono qua. Ma come sono qua? Ma dov'è? Questi sono gli studi. Ma sono i nostri studi questi qua. Mi sembra qualcosa, io non riesco... Vediamo, è già arrivato il nostro Frank Barrow. Vieni Frank, sei già qui. Guardalo. Frank Barrow. Frank Barrow. Guardatelo un pochettino. Cos'è? No, scusate. Frank Barrow. Prima di tutto queste 2 facce non sono nuove. Io questo viso qui e l'altro viso lì lo conosco, cara Stefania. Infatti. Io non riesco a capire. Ma... Scusami, tu sei Frank Barrow? Mi dai un attimo il microfono, Stefania, per cortesia? Posso? Tu sei Frank Barrow? Good morning. Ma cosa good morning? Ma la vogliamo finire con questo scherzo? Frank Barrow, Miami, le guardie del corpo, eh? Un personaggio conosciuto, l'uomo sguardo, è conosciutissimo, lui è anche super conosciuto, Telebari. Ma cos'è che vai facendo? Per cortesia, ragazzi, prima di tutto io vi ringrazio per questa farsa con questo Frank Barrow, perché noi abbiamo capito. Grazie comunque, grazie. Facciamo un applauso ai nostri 2 amici, va bene? Tu fai il collegamento da Miami, tutte queste cose qua, per cortesia, vai su e fai la scala. Frank Barrow, Franco Barese, vai su per cortesia. Fai la scala per cortesia. L'elicottero. Ma elicottero, vai su, vai, elicottero, vai, basta, finiamola con questa pagliacciata. Frank Barrow da Miami, il collegamento. Lo chiamiamo, è con noi a Napoli Italia, Franco Barese!
Ne ha inventato un'altra questa settimana, eh? Sì, Ne ha inventato esatto, un'altra morire questa dalle settimana. risate.